Problemi arbitrari. Cari amici, buon pomeriggio a tutti, eccoci qua con Calcio Parlando, la puntata di oggi, sabato 22 febbraio 2014, è la 25esima giornata del campionato di Serie A, quella che andiamo a presentare con l'apertura di oggi, unico anticipo, quello delle ore 20:45, l'inseguitrice in campionato, la Roma, seconda della classe, al cospetto di un Bologna che vuole proseguire la sua missione salvezza con Ballardini. Bologna rimasto, ricordiamolo, orfano di diamanti nel corso di questo del mercato invernale, quello che si è peraltro concluso da poco, però insomma questa sera potrebbe esserci anche uno sgambetto da parte della formazione rossoblu, che in casa ha una tradizione favorevole contro la Roma, e ovviamente gli occhi del campionato questa sera saranno anche puntati sullo stadio Dallara con grande curiosità. Domani c'è il derby invece, Torino-Juventus, si gioca allo Juventus Stadium, bianconeri che hanno superato a fatica il primo round dell'Europa League, parliamo dei 16esimi di finale, 2-0 contro i turchi del Trabzonspor, un pericolo, un'insidia turca che poteva far tornare alla mente quello che è stata la traumatica eliminazione della Champions nella fase a gironi contro il Galatasaray da parte dei bianconeri. Così non è stato, qualche sofferenza, e nel finale Juve che ha portato il passivo su un 2-0 passivo verso il Trabzonspor, ovviamente 2-0 piuttosto rassicurante in vista del match di ritorno, e in questa Europa League è chiaro che bisogna poi mettere nel conto anche quello che è un orizzonte piuttosto interessante, perché si profila a questo punto con ancora maggiore probabilità, quasi la certezza di vedere negli ottavi di finale un incrocio italiano e che derby, verrebbe da dire Juventus-Fiorentina, per cui è un po' un'anticamera di quello che sarà il gustoso prosieguo della Europa League, nella quale è uscita male soltanto la Lazio. Parliamo ovviamente di un passivo ribaltabile, quello dei capitolini che hanno perso in casa, mentre il Napoli ha pareggiato 0-0 contro lo Swansea nel match giocato in Galles, per cui al ritorno dovrà soltanto vincere. E come detto, questo Juventus-Fiorentina che si sta sempre più profilando all'orizzonte è annunciato anche dalla Tris dei Viola contro l'Esbjerg in Danimarca, per cui abbiamo detto appunto sia per i bianconeri che per i toscani dovrebbe essere una formalità, soprattutto per la Fiorentina, visto che giocherà in casa la gara di ritorno che si andrà a completare già settimana prossima. La Champions però, perché se dobbiamo parlare di una 2 giorni europea a luci e ombre, anche se la maggioranza può aver detto positivamente per le formazioni italiane, 2 vittorie e un pareggio in trasferta, in riferimento ovviamente a Fiorentina, Napoli e Juventus. Quello che ovviamente va a prendersi la fetta più grande di delusioni in questo caso, perché si tratta ovviamente di Champions League. Negli ottavi di finale il Milan è uscito sconfitto nella gara molto ben giocata e carica di rimpianti contro l'Atletico Madrid. Il gol di Diego Costa ha non diciamo messo una pietra tombale sulle possibilità di qualificazione del Milan, però ecco, se quantomeno lo 0-0 già di per sé è un risultato positivo, però accentuato in maniera così piuttosto negativa dal fatto che Milan, soprattutto nel primo tempo, ha buttato via tutta una serie di occasioni. Ecco che la sentenza Diego Costa nel finale può far pendere la bilancia del pronostico della qualificazione in favore della squadra di Diego Simeone. Vedremo al ritorno, dove Milan appunto sarà chiamato a vincere ad ogni costo per trovare questi quarti di finale della Champions. Sapremo ovviamente l'11 marzo. Il campionato però, che come detto ci consegna un Bologna-Roma di oggi come unico anticipo, domani tutte in campo nel pomeriggio. Juventus che posticipa di
alcune ore alle 18:30 il derby contro il Torino. Inter e Milan invece in campo alle 15, nerazzurri che ospitano il Cagliari, mentre il Milan è di scena a Genova contro la Sampdoria non ci sarà. Mario Balotelli per quanto riguarda i rossoneri, Mario Balotelli che ha pagato dazio alla sua condizione fisica dopo la partita contro l'Atletico in Champions League. Doppio posticipo invece lunedì sera, dopo quello che ci sarà invece domani per Lazio-Sassuolo all'Olimpico. Ecco, Parma-Fiorentina alle 19 e Napoli-Genoa alle ore 21, quindi questo è un po' il programma diluito stavolta su 3 e non su 4 giorni come la settimana scorsa. Roma che viaggia con questo -9 dalla Juventus, frutto di una partita che andrà ad essere recuperata il prossimo 2 aprile contro il Parma, e questa sera può accorciare momentaneamente in attesa che la Juve possa o meno espletare la formalità, sempre che di questo si tratta, derby, formalità perché il Torino nei derby della Mole non fa punti, non vince, o meglio da 19 stagioni, annuisce anche il nostro regista Giulio Carnelli. È un segno da 10. Esatto, quindi molta difficoltà, molta carenza in questo senso. Poi anche maliziosamente c'è chi dice che il Torino in Serie A serve solo per dare 6 punti all'anno alla Juve. Sei fiducioso, Giulio, per domani? Ah sì, perché comunque era da tanto che non si aveva una coppia gol così brava, appunto si sono scomodati i paragoni con Graziani e Pulici, però stanno facendo bene. Sì, Cerci Immobile da nazionale a questo punto, con vista sui mondiali, sui prossimi mondiali in Brasile. Lui è lo stesso Diamanti di cui parlavamo prima, quindi tutta una serie di cannonieri in rampa di lancio. Molti ne troviamo anche all'inizio della classifica marcatori ai vertici, quindi insomma anche con Luca Toni, tra l'altro, motivo di grandissima speranza per i prossimi mondiali in Brasile. Anche Giuseppe Rossi, che al momento è fermo ai box. Vedremo naturalmente cosa potrà produrre anche l'ultimo segmento di campionato per quanto riguarda i marcatori. Ad esempio appunto Cerci e Immobile sono stati in grande spolvero lunedì sera nel corso del posticipo a Verona contro l'Hellas, vinto per 3-1, andando ad infiammare anche questa zona Europa League, che certamente può dare risvolti differenti, con un Inter che si è comunque ritrovata in virtù dei 3 punti ottenuti settimana scorsa contro la Fiorentina. Domani ospita il Cagliari per cercare il tris, quindi insomma una squadra, quella di Walter Mazzarri, che vuole tornare ad essere tonificata, un po' come in questo periodo accadeva anche nel girone di andata, proprio la vittoria con la Fiorentina sempre per 2-1. Ci sarebbe stato poi lo stop contro il Cagliari nella partita giocata a Trieste, nella partita nella quale tra l'altro andava a segno Mauro Icardi, lui che è stato l'eroe del sabato scorso contro i Viola, nella partita vinta per 2-1, bissando così appunto lo stesso punteggio dell'andata. Non ci sarà il profeta Hernandez domani contro il Cagliari a San Siro. Ci sarà invece in tribuna la presenza del presidente Toir, che ogni tanto ovviamente concede anche il suo supporto, diciamo così, in tribuna a San Siro. Era successo in altre occasioni. Toir che domani dunque sarà a seguire questo Inter Cagliari. Invece, a proposito di defezioni, questa sera non potrà ancora nemmeno oggi essere della partita Francesco Totti, che già aveva saltato Roma Sampdoria, e anche a Bologna dovrà obbligatoriamente fermarsi ai box, quindi un minor potenziale offensivo, come un po' depotenziate sicuramente oggi, questa sera contro il Bologna al Dallara. Parliamo ovviamente di questo, della lotta per lo scudetto del campionato, di tutti i suoi risvolti con chi insomma ha giocato in Serie A e anche ad altissimi livelli. Fabian Valtolina, ciao Fabian. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie dunque per essere con noi, ben ritrovato. Allora, Roma che stasera cerca di accorciare sulla Juventus sul campo di Bologna, una partita
anche in grado di nascondere le proprie insidie per la squadra giallorossa. Però ti chiedo questo: -9 e non -6 dalla Juve per la Roma in questo testa a testa per lo scudetto, è comunque un qualcosa che può pesare, che può incidere. La Roma ancora prima di recuperare questa partita contro il Parma, ormai tra un mese e mezzo, quindi manca ancora parecchio tempo, sa che non può più sbagliare un colpo di fatto. Sì, stando dietro loro devono solamente vincere e poi ovviamente sperare in qualche falso da parte della Juventus, considerando che la Juventus ha sulle gambe la fatica delle coppe, che può incidere alle volte su delle prestazioni in settimana, quindi la Roma deve per forza vincere e aspettare gli altri, non dipende da lei. Certo. E tu hai giocato tra l'altro 2 anni nel Bologna, ti è capitato di batterla la Roma, no? Ti chiedo, perché il Bologna ha una brutta tradizione in casa con la Roma, se non sbaglio. Come è andata a te? Ma noi quando giocavamo eravamo in Serie B la battemmo, ma in Coppa Italia. Okay. Riuscimmo a passare il turno vincendo 1-0 a Bologna, e era uno sconto c'era solo la partita unica e quindi riuscimmo a vincere, però in campionato col Bologna non l'ho mai incontrata. No, non è mai una partita facile per chiunque andare a giocare a Bologna, perché comunque i tifosi, lo stadio sono particolari, quindi mettono sempre quello che in altre parti non ci sono. Poi il Bologna deve comunque cercare di conquistare dei punti e sicuramente non sarà vita facile, ecco. Certo. Invece in quel Piacenza in cui giocavi tu, quel 4-3 con la Roma, col gol in rovesciata di Piovani, non so se era l'anno in cui tu eri ancora a Piacenza. Faccio un po' di Amarcord, no? Un po' a memoria, forse era il 99, no? Tu hai giocato 2 anni nel Piacenza. No, io ero già andato in quegli anni, ero già andato via. Sì, con Piovani successe dopo. Feci io gol in rovesciata alla Roma del 3-3, ma l'anno prima. Il tuo gol più bello forse, no? Non so, ti chiedo. Sì, si può dire di sì, dai, sì. Certo. Invece la Roma poi e ma ne avevamo già parlato una volta, ti ricordi, col Venezia, quella partita 2-0, 2-2 con l'arbitro Collina, insomma, anche lì si parlava di scudetto per la Roma, che inseguiva, poi non riuscì a prendere l'Inter, la Juve vinse nel 2002, quindi anche questo è un precedente che si ricorda bene. Erano anni anche molto particolari, vero? Certo, sì, ma questo per dire che in ogni partita ci sono 1000 insidie, 1000 problematiche, e anche se hai 40, 30, 20, 10 punti di differenza tra una squadra e un'altra, c'è sempre da guadagnarsi la vittoria cercando di giocare la miglior partita tutte le volte. È prendibile questa Juve secondo te, oppure ha veramente messo, tracciato un solco al di là dei 9 punti che sarebbero 6 per prendere questo scudetto? Poi oltre a anzi in merito a quel Roma-Parma di cui parlavamo prima, c'è da dire che è vero lo svantaggio di trovarsi così staccati a -9 invece che a -6, però il Parma sicuramente sarà meglio incontrarlo ad aprile che non quando invece si doveva giocare in quella partita, perché Parma era e rimane davvero in grande condizione. Ma questo non lo potremo mai sapere, però comunque il Parma sta facendo un ottimo campionato, come negli ultimi anni sta proseguendo un programma di crescita molto, molto interessante rispetto alle altre squadre. Secondo me la Roma non può guardare i punti di distacco, ma deve solamente avere un obiettivo, e quello di vincere. E poi, come ho detto prima, purtroppo non dipende da loro ma dalla Juve che è davanti, sperare che abbiano qualche calo a livello fisico, perché altrimenti, se non fosse così, la Juve non ha rivali in questo campionato. Certo. Esatto, quindi una lotta a scudetto che al di là di quello che può essere il distacco, viaggia su valori appunto ben delineati. Probabilmente lo hanno anche certificato, no? Gli scontri diretti. Juve che ha davvero comandato le operazioni anche contro Roma e Napoli nei 2 incroci poi fondamentali, quelli che alla fine, facendo anche 2 conti, stanno determinando, no? questo tipo di classifica, Fabian.
Sì, ma come avevamo parlato tempo addietro, qualche mese fa, dove avevo detto che secondo me le tre squadre che facevano un campionato diverso erano quelle che sono adesso davanti, cioè Juventus, Roma e Napoli, e mi aspettavo forse un po' di più dell'Inter e il Milan che riuscissero ad essere subito dietro. L'Inter è ancora lì e il Milan è un po' troppo indietro, però mancando queste due grosse società ci metto la Fiorentina, che comunque sta facendo molto bene e non va di certo degnato il loro lavoro. La Juventus non ha grossi rivali, Certo. Avrei visto Milan Atletico Madrid mercoledì sera, Milan cui tutto poteva pensare probabilmente che fare una partita del genere e uscire in ogni caso con le ossa rotte, soprattutto a livello morale. Ti chiedo se poi sforzi che non sono stati ripagati. Si è parlato anche legittimamente del miglior Milan della stagione, quello che poi quando è ripreso l'impegno europeo si è dato un tono maggiore e poi è andata come è andata, insomma. Ma guarda, per conto mio, se è stato il miglior Milan della stagione, comunque c'è da preoccuparsi lo stesso, anche perché nel Milan dall'inizio stagione credo che gli attaccanti non aiutino mai la squadra quando non è in possesso di palla, e quindi anche adesso con l'arrivo di Seedorf fino a mercoledì gli attaccanti hanno fatto la partita a sé. Invece mercoledì si è visto con Poli, che comunque non è un attaccante ma è un centrocampista e tra l'altro è stato quello che è andato anche più vicino al gol, un po' più di quadratura si è vista, quindi probabilmente andrebbe rivisto questo modulo sotto forma di giocatori, perché sono tutti portati ad attaccare ma non a difendere. Vedere Kakà anche farsi delle sloppate per andare a fare una scivolata, ma non è un difensore, non è un incontrista, quindi non gli si può chiedere in una partita intera che lo faccia sempre. Lo può fare una, due volte, ma anche pronti via, se non sbaglio, ha preso una palla alle spalle sulla fascia e hanno fatto un cross e quasi fanno gol, quindi per conto mio va rivisto non il modulo, che cosa, perché non mi permetto, non sono io di certo che devo dire, però come interpretare quel modulo con i giocatori giusti. Non credo siano questi che non partecipano a gioco di squadra in fase difensiva. Sì, sono d'accordo anche con la prima parte del tuo concetto. Insomma, parlare di partita così mirabolante, uso questa espressione, certo, sia per il Milan con l'Atletico Madrid, ma anche mi viene in mente per l'Inter che ha giocato a Firenze la settimana scorsa. È chiaro che non siamo più abituati a vedere Inter e Milan giocare con questa intensità e mettere così paura all'avversario, però parliamo di due squadre che devono tornare ai loro livelli. Voglio dire, l'Inter giocava contro la Fiorentina, il Milan giocava contro l'Atletico Madrid, insomma due partite in cui dobbiamo vedere Inter e Milan comandare, no, le operazioni e dobbiamo riabituarci a che siano così e non magari a meravigliarci che giochino bene, e che prendano possesso anche, credo, insomma. Sì, certo, ma io penso che per Inter e Milan quest'anno, per l'Inter forse già il secondo, siano stati e sono anni di costruzione, quindi sicuramente torneranno ai livelli che gli compete, ma in questo momento stanno cercando tutti e due, credo, di lavorare per il futuro, quindi sicuramente li vedremo fuori dalla Champions, sia il Milan che l'Inter ancora per la prossima stagione. L'augurio che posso fare a entrambi di tornare più presto, perché il campionato ha bisogno di tutte le squadre importanti che lottino per un obiettivo, anche per rendere più bello il campionato, perché con una squadra sola o due quasi che giocano lo scudetto non è neanche bello seguire del tutto, ecco. Seedorf allenatore ti convince, soprattutto il fatto che in pratica giocava fino a qualche giorno prima e poi è stato subito messo in panchina, soprattutto in una situazione così importante e così delicata come quella del Milan?
Ma sai, sono scelte, io condivido tutto perché ognuno è libero di scegliere chi vuole, c'è chi dice che bisogna fare la gavetta, prima l'esperienza, questo e quest'altro, io non credo sia così perché poi fondamentalmente si viene giudicati solo e esclusivamente per il risultato, perché sicuramente anche Stramaccioni l'anno scorso che è stato buttato forse in un... pensando a quello che è successo anche quest'anno, non ha fatto poi così male, invece l'anno scorso è stato massacrato per tutto quello che ha fatto, era preparatissimo, era bravissimo, ma non era adatto perché non ha ottenuto i risultati, non perché non fosse bravo o pronto. Certo, quindi un esempio anche piuttosto indicativo quello che hai fatto, e poi anche tutta una serie di allenatori che proprio cominciando da Stramaccioni probabilmente hanno preso il via come tendenza, no? Io penso allo stesso Gattuso, a Liverani come esempi più eclatanti, ma ne potremmo fare veramente, veramente molti. Questa è una parentesi secondo te destinata a chiudersi, oppure comunque si proseguirà così con questi allenatori under 40 che già calcano grandissimi palcoscenici? No, io credo che si continui così perché c'è un ricambio anche negli allenatori. Conte stesso, seppur magari facendo esperienze diverse, poi è arrivato al momento giusto, ha iniziato presto. Tanti allenatori hanno la fortuna di iniziare subito dall'alto, tanti altri devono farsi la cosiddetta gavetta per arrivare e dimostrare quei risultati, perché del gioco, della crescita dei giovani o delle squadre o che cosa interessa poco ai dirigenti italiani, interessa il risultato. Mazzarri per esempio, che secondo me è un ottimo allenatore perché comunque ha sempre fatto molto bene, di certo non ne parlano come un motivatore o questo o quest'altro, ma solo ed esclusivamente perché ha raggiunto i risultati. Questo mi sembra che lo penalizzi, perché secondo me invece è anche un buon allenatore, ecco. Fabian Valtolina sarebbe all'altezza di stare su una panchina a questo punto di Serie A o anche di Serie B, alla luce di quello che vediamo, ti chiedo. ma no, allora, sicuramente sì, ma poi dipende sempre dai giocatori, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Per quello che sono le mie conoscenze, potrei dire di sì, però poi dopo se vai in panchina e perdi 2 partite hai già perso tutta la credibilità che magari potevi portare, ma non credo sia la strada adatta per me. Per me sicuramente sarebbe diverso iniziare da categorie più basse e cercare di lavorare con le persone giuste e far crescere i giovani, che sono le cose più soddisfacenti, ecco. Certo, poi adesso viene in mente anche allenatori che sono in Serie B, penso a Gautieri che adesso è nel Varese, insomma gente che con te giocava nel tuo stesso periodo, insomma anche allenatori bravi. Poi chiaro che Gautieri, prendo un esempio, è anche uno con grande mentalità zemaniana, però insomma gente che è in grado. Poi Zauli, ecco, ad esempio, è andato a Real Vicenza in questo periodo in seconda divisione, cioè gente che comunque ha fatto un certo tipo di percorso, credo. Vedi, anche loro hanno fatto un anno magari fatto benissimo e sono subito stati definiti, poi dopo magari trovano una stagione così e poi sei punto a capo. Invece non dovrebbe essere così per tutti gli allenatori che devono programmare e devono avere la possibilità di lavorare almeno un anno intero, dico almeno, se non di più, in un progetto, in una società che ha voglia di crescere e costruire. Se invece c'è sempre di mezzo solo ed esclusivamente il risultato, che capisco che è la cosa anche più importante, facilmente allenatori giovani possono bruciarsi. Certo, sono anche delle dinamiche che poi vengono fuori. Per chiudere, Fabio, la tua Sampdoria, dai, con Mihajlovic, che a proposito di allenatori si è tirata fuori, si è rigenerata, no? Anche un buon impatto del tecnico serbo con la Samp.
Sì, ha avuto un cambiamento che sinceramente non mi aspettavo e devo dire che ha avuto un ottimo impatto, è riuscito probabilmente a lavorare sulla testa dei giocatori e la testa fa tutto, la testa riesce a far tutto. Questo è stato un colpo di fortuna per chi ha scelto questa soluzione e per chi l'ha condivisa. Ti metto in difficoltà, domani Sampdoria-Milan per chi tifi? Domani non tifo, non tifo, sarà una partita difficile per entrambe perché il Milan, tra l'altro anche la partita in più, la Sampdoria arriva da ottime prestazioni e sarà una gara bella da vedere. Il Milan vince a Genova con la Samp dal 2007 tra l'altro, quindi anche un bel periodo lungo di astinenza, no, per i rossoneri amarassi nel Marassi blu. Cercato anche vincere il derby, credo ha dato una bella spinta, no, all'ambiente. Samp. Sì, sicuramente sì, ma anche dopo il derby hanno dato continuità appunto a quel risultato. Adesso si sono messi anche in una zona non dico tranquilla, ma insomma più vivibile per poter lavorare con tranquillità durante la settimana e preparare le partite la domenica. Alleni adesso, Fabian, cosa fai? Sei sempre nel giro? Sì, do sempre una mano a ragazzi qua, squadre qua dilettantisti che senza prendere impegni grossi vado solo a dare una mano perché voglio aspettare l'occasione giusta anch'io per potermi misurare con quello che mi interessa, ecco. Perfetto, speriamo, ovviamente ti auguriamo di trovare insomma anche come tuoi compagni all'epoca quando giocavi in Serie A una panchina di prestigio. Fabio, intanto grazie per essere stato con noi, una chiacchierata sempre volentieri con te, buon proseguimento. Grazie, buona giornata, arrivederci. E dunque un saluto a Fabian Valtolina che insomma sentiamo sempre molto volentieri, lui che ha giocato in Serie A, ha fatto grandi esperienze a Piacenza, Venezia, nella Sampdoria, anche se in questo caso si trattava di Serie B, al Bologna, nel Chievo, molte altre squadre, con la genesi della sua carriera al Milan nel 91, adesso allena Fabian Valtolina. Andiamo con la rassegna stampa, quotidiani sportivi in edicola oggi, le prime pagine. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport che parla a livello societario di Inter e Milan, l'apertura con i nerazzurri, il governo Toir, strategie Inter, il presidente ha le idee chiare e lancia le sue sfide al futuro. La società con il direttore generale Fassone fanno capo a lui 3 aree, quella sportiva, commerciale e economica. L'imperativo è snellire anche l'organigramma. Il mercato, poi confermato Vidic a giugno e altri rinforzi del mirino, Sagna e Lamela, si lavora ai rinnovi di Palacio, Guarin e Alvarez. Per quanto riguarda Zanetti, che cosa farà il capitano deciderà lui, dice Toir. L'Argentino trova poco spazio in campo, ma dice di voler restare. Con quale ruolo? Questo è l'interrogativo. Ma domani non vedrà Hernanes, Toir. Il brasiliano infatti è verso il forfait, Alvarez invece gioca contro il Cagliari domani pomeriggio a San Siro. Poi il Milan, in taglio alto, il decalogo di Seedorf per rilanciare il Milan, rossoneri a lavoro, 1 mese e mezzo di già rivoluzione per il tecnico olandese, orari, rifiniture, riunioni, cambia tutto, anche la musica, ma il club più titolato al mondo intanto diventa l'egiziano Al-Ali, questa curiosità da ieri. E poi ancora i nuovi bomber all'attacco dei totem di Serie A, generazione del gol, il dossier, si parla insomma di Toni, Cassano, Gilardino, prima abbiamo detto anche di Immobile, ricordiamo poi Berardi tra gli altri. E poi ancora verso il derby, la Juve dei record vuole toglierne uno proprio al Torino. Poi ancora Diamanti, proprio lui di cui parlavamo prima, c'è una sua intervista, mi prendo la Cina, poi il Brasile. Ancora con la Serie A, giornata numero 25, Garcia a Bologna, carica a destro, il -6 come segnale alla capolista, sarebbe -6 per quantomeno per alcune ore se la Roma dovesse vincere questa sera sul campo di Bologna. Corriere dello Sport, Vidal no al Real, il cileno respinge le offerte spagnole, resto alla Juve, voglio vincere qui. La Roma va a Bologna e Garcia carica destro. Rooney United fino al 2019, Super Monaco vince al 95esimo,
Toir, l'Inter non molla i campioni, Rafael KO, il Napoli lo perde per 6 mesi. E poi ancora una idea clamorosa, a dir poco, da parte di Armando Maradona. Che idea torna in campo, calciatore in Argentina, questo si chiede il Corriere dello Sport. E poi in taglio basso la Serie B, Crotone vola, Palermo sfida Mangia, tra l'altro gara dell'ex per l'allenatore milanese a Palermo. Drago batte 1-0 il Brescia, è quarto. Oggi c'è anche Bari-Pescara, questo in sintesi il turno di Serie B che si gioca oggi. Tutto sport, Llorente dice: Toro, io sono nato a Matador, intervista esclusiva all'attaccante bianconero, andavo alla corrida e mi vestivo da torero, voglio un gol al Toro, inizia un mese cruciale, ci giochiamo tutto, scudetto ed Europa League. Tevez lo vedo più della mia fidanzata che fa il medico. Conte è un fenomeno, così dice Fernando Llorente. E però in taglio alto, dove si parla di Torino, Ciro, riferito ad Immobile, frecciata alla Pasch, Immobile, messaggio a Tevez: non sono un killer, nel derby di andata ho commesso un fallo e sono stato massacrato. E poi lui, quello della foto della caviglia, poteva risparmiarsela i piani di Cairo per un Toro da Europa. Questo è davvero un Toro da battaglia, quello che giocherà domani in senso sportivo, ovviamente un Toro molto ben attrezzato per poter finalmente ben figurare con la Juve, al di là di quello che poi si è raccolto negli ultimi anni. Garcia ai tifosi: fate bravi, aiutate la Roma. E poi l'asso del Milan per i francesi: Balotelli è tra i 10 cattivi di sempre. Bilancio Inter, promessa Toir, Alvarez, Palacio, Guarin, rinnovi. Quindi poi ancora con il campionato francese, che storia inizia, sono Bosetti, il bomber ultra e l'anti-Ibra, quindi trova spazio anche questa intervista, richiamo in prima pagina all'intervista dell'attaccante del Nizza per quel che riguarda Tutto Sport. Questa era la rassegna stampa. Ricordiamo ancora questa sera, oggi, l'anticipo tra il Bologna e la Roma, stadio Renato Dallara, ore 20:45. Domani alle 12:30 c'è Livorno-Verona, alle 15 Chievo-Catania, Inter-Cagliari, Sampdoria-Milan, Udinese-Atalanta, poi alle 18:30 Juventus-Torino, alle 20:45 di domani Lazio-Sassuolo. Nei due posticipi si parte alle ore 19 con Parma-Fiorentina, alle 21 invece Napoli-Genoa. Homepage di calcioparlando.com. Serie A, stasera Bologna-Roma apre la 25esima giornata, al punto di Daniele Amadasi, con la copertina ovviamente su Juventus Torino, il derby della Mole. Serie B, il Palermo ritrova Mangia, doppio crocevia per la salvezza, invece in coda due partite che valgono punti pesanti per quanto riguarda la zona retrocessione. Europa League, bene Viola Juve, pari Napoli, cade la Lazio. E ancora la Lega Pro con il programma del prossimo turno di campionato, l'analisi, approfondimento curato da Matteo Fumagalli, proprio lui che abbiamo in collegamento. Ciao Matteo, intanto buon pomeriggio. Ciao Piano, buon pomeriggio a tutti. E parliamo di Lega Pro, certamente anche però di Serie B. Tu hai seguito questa parte, ovviamente, per quanto riguarda la terza divisione, e ne daremo conto, anche perché domani riprende, dopo che per un turno il girone A della prima divisione è stato fermo, osservato, un turno di riposo. È sceso in campo solo il Vicenza, che ha travolto peraltro il Feralpi Salò. Partiamo però dalla Serie B. Il Crotone ieri ha battuto 1-0 il Brescia. Si è interrotta anche questa serie positiva da parte della formazione bresciana, che insomma aveva imboccato anche la strada giusta. Ieri però nell'anticipo
la vittoria dei calabresi. Palermo-Spezia questo pomeriggio con Davis Mangia che torna da avversario in quel di Palermo. Parlavamo prima di quello che può essere anche a livello mentale il disturbo di trovarsi con un -9 da parte, invece che un -6 da parte della Roma sulla Juve. Stesso tipo di discorso, molto meno accentuato, ovviamente può farsi anche per una Serie B che vede stendere il programma alle 18, appunto Palermo-Spezia, in precedenza l'Empoli scenderà in campo in quella di Padova. Ecco, Empoli che può accorciare almeno per un paio d'ore sul Palermo questa sorta di posticipo contro lo Spezia. Palermo che giocherà sapendo già il risultato dell'avversario. Poi è chiaro che in questi casi dipende sempre, perché se l'Empoli non dovesse vincere, per il Palermo sarebbe un ulteriore scossone in più nel tentativo di allungare, no? Sì, innanzitutto vorrei parlare un attimino del Brescia, perché anche ieri sera ha perso forse una delle più grosse chance per rientrare nel gruppone. Brescia che mi ricorda un po' un'eterna incompiuta, e quando deve fare il salto di qualità, comunque dimostrare la maturità sul campo, ecco, la squadra di Bergodi gli manca sempre qualcosa. Per amor di Dio ci sta, perdere a Crotone, poi una sconfitta venuta soltanto di rigore, ma vincere o comunque portare a casa almeno un punto sarebbe stato un segnale forte anche per il morale dei ragazzi. Poi per il resto sono d'accordo con te, mi sembra che ci sia un po' la corsa a non farsi male tra Palermo ed Empoli. Risultati comunque abbastanza opachi negli ultimi turni. La vittoria dell'Empoli a Padova io non la do assolutamente per scontato, perché il Padova deve reagire assolutamente, perché rischia di cadere in un precipizio, anche in virtù del fatto che poi ci sarà la partita col Carpi di recupero che potrebbe garantire comunque alla squadra Euganea 6 punti che nella corsa salvezza faranno molto comodo. Mangia Palermo sì, è un bel ritorno, avrà tanti sassolini da togliersi davanti alla squadra del presidente Zamparini. Palermo che deve andare al picco con una squadra abbastanza rattoppata ancora una volta. È un Palermo che però nelle 1000 difficoltà avute in queste giornate non ha praticamente mai perso, portò a casa molti pareggi importanti. È una squadra che subisce poco, sta facendo un po' fatica a segnare anche per l'assenza di Belotti. Credo che ne possa venire fuori una bella partita, e penso anche che oggi il Palermo addirittura possa allungare sull'Empoli. Sì, prima abbiamo detto che forse con Stramaccioni è cominciata questa new age degli allenatori. In realtà prima di lui è arrivato Davis Mangia, che da allenatore credo 35enne già ha cominciato la sua esperienza in Serie A. Poi per lui si è parlato anche del Milan, ma lo Spezia rappresentava questa occasione anche a stagione in corso, in una piazza anche particolare, perché poi lo Spezia non è squadra strutturata per lottare per la salvezza, anzi tutt'altro, e quindi può certamente dire la sua. Detto questo, a proposito di allenatori, questa settimana ha portato anche al ribaltone terzo cambio a Novara. Intanto è un ritorno, però a terza volta che viene ingaggiato un allenatore al posto di un altro. Torna Aglietti, che aveva preso che era stato esonerato in novembre. Calori ha guidato il Novara per alcuni mesi, nulla da fare. Novara che però deve fare i conti con questa che adesso è una scomoda realtà, rimarrà probabilmente fino al termine del campionato. C'è la lotta salvezza, una rincorsa tipo quella dell'anno scorso. Si è già capito che si deve scordare. Il Novara oggi peraltro gioca contro la Reggina, il primo dei due diciamo così spareggi, l'altro è Juve Stabia Cittadella, quindi Novara deve ripartire dopo tutta questa serie di sconfitte, 3 di fila che ha inanellato, una di queste tra l'altro proprio contro il Brescia. 3 sconfitte consecutive per il piemontese. Sì, oggi non sarà facile per il Novara, perché è contro una Regina che è vero che è dietro 2 punti in classifica, ma viene da 8 punti nelle ultime 4 partite con la nuova gestione appunto sulla panchina dei calabresi. Novara sulla carta è una squadra che potrebbe lottare per una media classifica, sicuramente non è da Serie A diretta, magari un po' se playoff lo poteva sognare, ma non è sicuramente la posizione che ha ora in classifica. Diciamo forse che è stata fatta anche un po' di confusione in estate e anche in fase di mercato,
perché molti giocatori hanno fatto le valigie, le hanno riaperte, le hanno richiuse, insomma è un via vai dove non c'è molta anche certezza di ruoli, perché una squadra in difficoltà dovrebbe ora appoggiarsi su dei totem storici della società come possono essere Rigoni e Rubino. In realtà ricordiamo che anche con Calori molti giovani della primavera buttati un po' allo sbaraglio. Il ritorno di Aglietti può anche essere una sorpresa, perché la tifoseria non era tutta dalla parte di Aglietti dopo i primi risultati di quest'anno, invece abbiamo assistito anche al coro nella partita casalinga del pubblico, appunto, dove si invocava a gran voce il nome di Aglietti, che l'anno scorso ha fatto veramente un miracolo con il Novara, e ora dovrà ripetere appunto questo grande risultato. C'è da dire che Calori aveva messo un attimino le mani avanti all'inizio stagione, aveva parlato comunque di un progetto abbastanza medio-lungo termine, quindi le medie punte raccolte dei due non sono poi così diverse. Diciamo che la colpa degli allenatori a Novara quest'anno sono relative, a mio parere. Sì, un Rigoni che tra l'altro non è stato convocato per questo pomeriggio e non è infortunato, tra le altre cose, quindi si tratta proprio di scelta tecnica per un giocatore anche molto discusso sotto molti punti di vista. Anche nella gestione Aglietti della prima parte di stagione era finito un po' sul banco degli imputati. Chiudere il capitolo Serie B, Matteo, lo facciamo parlando del Pescara. Oggi va a Bari, sul groppone ci sono 5 sconfitte consecutive e un Marino che io credo non sia in bilico soltanto perché già a suo tempo era resistito, il Pescara gli aveva dato fiducia e poi ha avuto alla distanza i risultati. Forse la strategia è la stessa, chiaro che siamo a fine febbraio e non più a novembre di fatto. Ma io ti ripeto la cosa che ti dissi già a settembre, posto che Palermo e Empoli, a mio parere, saliranno direttamente, Pescara, Siena e Trapani saranno le 3 squadre favorite ai playoff. Io ho visto alcune di queste sconfitte del Pescara, devo dire che sono venute anche in maniera abbastanza sfortunata e rocambolesca. La qualità della rosa del Pescara è veramente elevata, soprattutto nel reparto centro offensivo, ha degli esterni fortissimi come Ragusa, Cutro, insomma tanta fantasia, ha tutto per poter recuperare, ha soprattutto un pubblico di casa meraviglioso, deve magari trovare quella continuità di risultati che ha perso finora, ma è anche normale se si pensa che fino a pochi mesi fa si è in Serie A. Ora riadattarsi alla B, soprattutto se è una squadra di giovani forti ma con poca esperienza, non è così semplice. Io credo fermamente che il Pescara arrivi sicuramente ai playoff e riciterà un ruolo davvero importante per andare in Serie A. Certo, andiamo sul campionato di Lega Pro, invece adesso ci spostiamo sulla prima divisione che, come detto, ha visto di fatto il turno di settimana scorsa fermo nel girone A, solo con il recupero Vicenza Feralpi Salò, gran vittoria dei Veneti, un bel segnale perché soprattutto là davanti Entella e Provercelli sembrano in rallentamento, entrambi godono di un turno casalingo. Nella giornata di domani i liguri giocheranno contro il Sudtirol, che peraltro settimana scorsa ha interrotto una serie utile di 8 partite consecutive. La Provercelli invece gioca contro il Como, sempre in casa. Il Vicenza invece va a Busto Arsizio contro la Propatria. Questo è il quadro e le prospettive, gli scenari quali possono essere, come detto, con 2 formazioni alle quali magari Entella e Provercelli la pausa può anche aver fatto bene, non lo so. Ma diciamo che la parte superiore della classifica di Lega Pro, girone A appunto di prima divisione, ricorda un po' la Serie B, con Entella e Provercelli che stanno facendo un po' quello che stanno ripetendo Palermo ed Empoli. Sembra che nessuna abbia la voglia di andare letteralmente in fuga. La cosa è molto strana perché l'Entella si è rinforzata tantissimo, già era una squadra forte e quadrata, ma sta soffrendo un po' questo ricambio di giocatori che hanno elevato sia la quantità appunto di giocatori in rosa sia la qualità dei giocatori stessi. Sulla carta sì, oggi potrebbe approfittarne l'Inter in un turno casalino che tutto sommato non dovrebbe portare grossi grattacapi. Io credo che il Vicenza rischierà veramente a Busto perché la Propatria in salute non avrà Serafini, il capitano Totem, ma è una banda di giovani agguerriti che ha tanto entusiasmo e sta raccogliendo dei buoni risultati nelle ultime giornate. La Provercelli avrà un osso duro che si chiama Como,
la squadra di Colella sta facendo dei miracoli a mio avviso, con una rosa tutto sommato discreta, e va dato atto al tecnico Lariano di aver lanciato numerosi giocatori giovani, e l'acquisto di Altini, che forse domani partirà dal primo minuto, eleva sensibilmente la qualità del reparto offensivo comasco, per cui potrebbe esserci magari l'allungo dell'entella, e attenzione ancora alla Cremonese, perché secondo me può rientrare tranquillamente ancora nella lotta per la promozione diretta, perché comunque sono 7 punti di distanza. Con una rosa del genere ci si può sempre aspettare di tutto dalla squadra di Torrenche. Cremonese che gioca sul campo del Lumezzane, mentre poi nelle altre partite di domani Venezia Carrarese, Feralpi Salò Pavia, Albino Leffe Reggiana, Savona San Marino, e appunto questo Pro Patria Vicenza, escludendo ovviamente le partite delle due di testa di cui abbiamo parlato. Cosa possiamo magari aspettarci di sorprendente, ti chiedo, dalle partite di domani? C'è da dire che poi la classifica è sempre molto molto corta, rimane questo piccolo solco tra Albino Leffe e Lumezzane, curiosamente quello tracciato laddove si esauriscono i posti nei playoff, perché poi anche qui il procedimento sarà molto particolare. La prima direttamente in Serie B, le altre 8 a giocarsela di fatto per quello che sarà un posto nel prossimo campionato cadetto. In prima divisione non ci sono retrocessioni, lo ricordiamo. Sì, non ci sono retrocessioni, quindi le squadre possono giocare con un attimo più leggero. Le sorprese di domani, guarda, onestamente non prevedo, appunto, come ti dicevo prima, grossi scossoni. Forse potrebbe rischiare qualcosa proprio la Cremonese, perché se si entra in campo con la mentalità sbagliata, vista numerose partite quest'anno, rischia davvero la figuraccia in quel di Lumezzane. Forse potrebbe saltare fuori una sorpresa a Salò, perché la squadra del Lago di Garda mi sembra un po' in difficoltà. Il Pavia ha una brutta classifica, ma i ragazzi giovani della Rosa stanno combattendo, non danno comunque per assolto il fatto che non essendoci le recessioni ci si può comunque lasciare andare, ma stanno facendo comunque dei risultati positivi, quindi magari un pareggio, se non una vittoria a sorpresa del Pavia, può saltare fuori a Salò. Vedremo naturalmente quello che potrà riservarci la giornata di domani nel campionato di prima divisione. Questo era il girone A, quello che potrà andare in scena tra la lotta per il vertice, quello che potranno dire le inseguitrici Vicenza e Venezia, verrebbe da dire, su tutte. La seconda divisione, sempre il girone A, c'è un Bassano capolista di gran lunga, capolista anche perché il Sant'Arcangelo ha rallentato. Veneti giocheranno contro il Bellaria Igea proprio in Romagna, per il Sant'Arcangelo invece trasferta contro la Spalla. Anche qui ti chiedo, ben delineata la situazione, soprattutto come valori. Poi, al contrario della prima divisione, la classifica in seconda conta poco nelle posizioni di vertice, perché poi sappiamo che l'importante è arrivare nella prima metà, e poi è un punteggio inferiore quello che dobbiamo prendere in esame al momento, al di là dei 48 punti che ha il Bassano. Sì, allora qui la situazione si fa molto più problematica, perché c'è una lotta all'ultimo sangue per restare dentro nelle prime 8. Io credo che almeno 6 posti di queste 8 siano già virtualmente assegnati. Credo che Bassano, Spalle, Monza, Real Vicenza, Alessandria e Mantova non abbiano problemi, perché hanno rose troppo forti, hanno anche comunque rose lunghe per poter sostenere degli impegni così gravosi fino alla fine del campionato. Tutto il resto è un terno all'otto. Ci sono alcune squadre come Sant'Arcangelo, Renate, Forlì, Rimini, Torres, Porto Tolle, sono tutte bene o male sulla stessa linea, sono separate da pochissimi punti in classifica e tutto è ancora aperto. Qui basta perdere una partita che rischi di perdere 4-5 posizioni in classifica. Il problema è quello che si era detto anche inizio stagione: quelle squadre che non hanno più speranze per un motivo o per un altro inizieranno a regalare punti. Vedi Bellaria, vedi Bra, squadre materasso infarcite di giovani,
che magari hanno reso la vita difficile nelle prime giornate quando c'era ancora in ballo qualcosa ad alcune squadre, mentre adesso stanno agevolando il percorso di altre, perché prendere 4 o 5 gol ormai sembra diventata la consuetudine per loro. Detto ciò, ti posso dire, domani ci sono molte partite interessanti. C'è il derby di Mantova, dove appunto Squadra di Sabatini visiterà un Castiglione che sembra rinato nelle ultime giornate. Alessandria Renate sicuramente sulla carta promette di essere una partita spettacolare. Per quanto riguarda Spal Sant'Arcangelo, la squadra di Romagnola mi sembra leggermente in difficoltà in questo periodo. Se non sbaglio viene da 5 pareggi nelle ultime 6 giornate. La Spal ha invarito comunque un giocatore sempre pericoloso e sempre decisivo, per cui credo che sia veramente dura fare il risultato a Ferrara. E poi c'è il Monza, reduce da 4 vittorie consecutive, lanciatissimi i Brianzoli, domani trasferta a Verona contro la Virtus. Sì, il Monza non è assolutamente una sorpresa. Era una sorpresa il trend negativo che aveva preso la squadra di Asta, ma aveva una rosa già formidabile. Poi è rientrato Gasparoni dalla pubalgia. Sono arrivati 3 giocatori che sarebbero titolari forse anche in Serie B in alcune squadre, come Allegretti, Briganti e Said. Hanno rinforzato notevolmente una rosa già competitiva, e avrà anche appunto il prossimo impegno di Coppa Italia con la Cremonese, dove vincere 2-1 a Cremona ha ipotecato la qualificazione appunto alla finale, per cui la squadra di Asta non sta assolutamente sorprendendo in positivo, anzi sta sorprendendo in negativo, perché dovrebbe essere già in testa con alcuni punti di vantaggio sulla seconda. Sicuramente, quindi anche un campionato di seconda divisione giunto quasi allo sprint finale, una decina di partite che mancano al termine, poi saranno playoff per quello che riguarda 4 squadre del campionato, classifica divisa a metà, spaccate in 2 tronconi rispetto ai verdetti che ci attendono. Grazie Matteo, naturalmente alla prossima, buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti voi. E dunque un saluto a Matteo Fumagalli. Trovate naturalmente anche su calcioparlando.com i resoconti del campionato di Lega Pro, che sono approfonditi così da noi anche con grande regolarità, così come naturalmente Serie A e campionato di Serie B. Torneremo a parlarne lunedì sera a partire dalle ore 21, saranno i 2 posticipi, quelli seguiti in tempo reale, ma soprattutto Napoli-Genoa, visto che si giocherà alle ore 21, proprio il momento in cui cominceremo la nostra diretta insieme a Daniele Amadasi. Grazie intanto per la cortese attenzione, un saluto anche in regia a Giulio Carnelli, arrivederci, anzi a risentirci per chi ci ascolta soltanto per radio, chi ci